sono in scrittura gu francese, questo che la prima pubblicazione è stata una raccolta di poesia che si chiamava Soleil Revue, che è stata pubblicata dopo un viaggio in Spagna negli anni 60. Qualche anno dopo ho scritto, ma abbiamo un'ode andandoci, dunque ho scritto questa affare così, che era ai tempi di Franco, e come ho pubblicato questo un editore che si chiama Pierre-Jean Oswald, che era l'editore attivista in manca, più che lui c'era dando. E dunque hanno accolto benissimo, perché era una specie di critica inutile a Spagna di danno, in una certa maniera. Ma era allo stesso tempo in una rivista di poesia, la rivista Centurti, che si chiama Le Puy de l'Ermite, che era già una certa piazza da poesia francese, soprattutto parigina, e dunque i miei primi contatti sono stati allo stesso tempo quelli di scontro di poeti rinominati assai, i più grandi dando, e il lavoro di messa in cesta di una rivista di poesia, mi ricordo era anche nera, era bella, e era assai preziata dando. E questa è la prima maniera agire, se vuole, ma da un punto di vista professionale, perché ero professore di francese, con i muscolari, ho sempre fatto una specie di pedagogia di poesia. Ho cominciato una tesi che si chiama Vers une pédagogie della poesia. Gli anni 70 erano quelli che appunto c'era assai questa questione che si punia, e sono stato anche dando una specie di assistente di un professore Riccat, che era un primo direttore di tesi, un specialista di giornali, e che giusto appunto dando, ha pubblicato un pochi affari, che era una specie di primo lampo e adesa, nanta Radio Sorbonne, non esiste più ora, ma che era appunto pubblicata da studenti di lettere moderne o di lettere classiche di Dondo. Dunque, la mia prima esperienza è stata un'esperienza di pedagogia della poesia e in francese. Ben intesa, non si può capire questo, che capiscendo che io, al principio, sono nato in un paese di Arastagniccia, dove non si parlava che corso, si può dire. E dunque ho parlato corso subito, le conversazioni con papà e con mamma sono state sempre in corso da giugu. Il francese l'ho scoperto da scuola primaria di un paese, appunto. Dunque, per me il corso non è mai stato perso, l'ho ritrovato in una certa maniera con lo studio, la lettura, se vuole, della letteratura, e poi canzoni, eccetera, eccetera, parecchi affari. Ma il primo scontro con la poesia è stato piuttosto uno scontro della poesia francese, mica corsa. Io trace una rivista meno importante, conosciuta in intesa, era venuto da uno studiottore che ha fatto assai, e così si può dire di noi che era più basso possibile con l'Occidania, posto che conosceva una poetessa Cisdania, mi scappò un nome, d'altronde, ma era già anzianotta dando, e il direttore di Drassa la conosceva. E dunque, come conosceva io stesso, c'è stata una specie di lea che si è messa in ballo, e Drassa ha pubblicato, mi ha domandato di poter fare così, ma tanto si faceva più per medidentismo, ha pubblicato un affare incredibile per il dizionario di Rumenia, Corsica Iac ha pubblicato un affare così nella letteratura corsa, che ha scritto un articolo di parecchie pagine, e che l'hanno pubblicato come se lo fosse un affare, non so mica che diventava in Romania, ma penso che tanto sbucciava per te aperti. C'è stato elementi così di Luxemburger Wont, per esempio, ha pubblicato, che era un giornale di poesia e di letteratura di Dante, ha pubblicato un articolo magnifico, scritti, soprattutto scritti corsi. Un altro ha pubblicato il livello letterario, gli stesso. Dunque c'era una specie di sensibilità e che era multiregionale. I bretoni, gli occidani, i vaschi, i catalani, gli alsaziani, i fiamminghi venivano a Parigi e ci trovavamo tutti al Salone del Libro, per esempio, o a riunioni così. Ma ricordo per esempio di Martel, Philippe Martel, che è oggi un professore conosciuto di Lusitania, che è professore di storia, ha scritto durante la rivoluzione, durante la Lusitania,
di idem per religione, affari magnifici, una desa magnifica, poi è sempre il presidente di Avlarep, un grande assaggio giusto appunto per l'insegnamento della lingua. E beh, io le scontro giorno, non era sempre studiante, facciamo sempre, io ero professore e lui era anche professore, e facciamo dando, travagliamo autrement, che dirà sa rivista autrement, e mi una volta un numero speciale anta i sbucci di regionaliste con Alain Touraine, che era un grande professore di sociologia, non esiste sempre, o abu dell'attuale ministro della salute, mi pare. E beh, lui rappresentava l'Occitania e rappresentava a Corsica, e c'era anche Guy Malouvier, che era un anarchista, che era direttore della rivista Il Pied de l'Ermite. E mi ricordo che mangiamo sandwich e rispondiamo a questioni così. Bon. E così che un'epoca gente aiutò subito, la FON già era uno degli attivisti di Useni, tanto ma io non ero anche a Useni, ma conosciamo queste riunioni così. Giordano e compagnia, gente che sono diventati dopo assai conosciuti, ma li conosceva tanto, ma li frequentava così come militanti. Ce n'è uno che ha fatto un punto in questa questione, lo stesso numero speciale è la rivista NU, che è la rivista dell'Università di Nizza. E ci hanno domandato, sono io che sono all'origine di Jean-François Agostini, che è un poeta portivecchio, che lo scrive sempre in francese, ma mi pare che lo sia Galtissier che scrive veramente bene, è uno dei grandi poeti di espressione francese in Corsica oggi. E Nanto qui mi ha domandato questo appunto di fare un introito, non a se questioni queste che ti mi vuole, di risposte in francese, dunque c'è una ventina di pagine a principio, dove dico certi affari questi e rifaccio un po' a storia, ma in francese, perché è mai a questa questione francese, e ce n'è una questione della traduzione. La risposta alla traduzione qui che raggiunge degli elementi che si può dire oggi. Ma c'è un altro elemento che corrisponde esattamente alla questione che tu poni, che quando hai scritto un po' di poesie nei primi rigiri, o non ta Pied de l'Ermite in francese, allo stesso tempo, perché c'era una cronaca che parlava di un rigiro non ta Pied de l'Ermite, e all'incontrario facevano le stesse affari per il rigiro, perché faceva una specie di cronaca di bruince, se vuole, ai principi del rigiro. Ma questa questione che si punia, la io ritrovo perché come quantunque l'opposizione è stata aumentata, il fatto che volessi portare in Corsica, di cercare di portare in Corsica, allo stesso tempo per ragioni di militanza culturale, se vuole, di mettere in accordo Mosambik con i servizi di un paese, ma quantunque, come ha scritto e fatto il lavoro di un francese che è in corso, c'è stato un elemento che è stato quello che mi sono messo a parte da rigiro, se vuole, a scrivere quasi più che in corso, lasciando gore tutto ciò che hai acquistato con questa rivista Il Pied de l'Ermite, con i contatti che hai con una gente, ripeto sempre, conosciuto non so quanti poeti e conosciuti là. E beh, non so quanti anni dopo, quando ero già in Corsica, quanti anni dopo, negli anni 90, qui, ero già qui, un animatore di rivista di poesia e di poesia, che si chiama Le Mercredis de la Poésie, un cosa si chiama Le François Copé, che è un grande caffè di Boulevard Montparnasse, mi dice, on demande à ce que vous veniez faire un entretien sur la poésie, et vous apportez votre dernière... En français, je n'ai plus rien depuis, ça date des années 70, donc là, en 90, c'est fini, moi, je n'écris plus qu'en corse. Ah, c'est embêtant. Et tant a dit au mandat, ah oui, vous ne pourriez pas faire... A dit au mandat a Domino Samarcelli, de l'immobilier abbiamo fa una specie di cose, di riviste le poesie, una placchetta, se vuole, che è chiamato Retour sur Image. Retour sur Image, c'est retour sur ces images anciennes. Alors, j'ai pris, abbiamo un di queste poesie che io ho già scritto in francese, che erano pubblicate in riviste diverse, l'ho messa in alto, e quantunque ho detto, assai corso in
tipo di 50% di questa placchetta qui sono poesie scritte in corso, tradotte in francese o scritte in francese, tradotte in corso. E dunque mi si pare che era una maniera di rimettere in ordine un certo problema di conflitto linguistico, culturale che abbiamo tutti in noi, sicuro questo. E boh, non è mica stato conosciuto assai, ma quando sono andato con questo libro qui in Parigi, quantomeno io ho spacciato una centinaia il giorno stesso. Erano contenti di maniera che era stato fatto, perché era ben fatto, un libuccio simpatico. Boh, in Corsica non si... no, si può dire, poi cioè di chi l'editore, se non c'è di editore senza essere, di più un stampatore che un editore, comunque, ma era per me era interessante perché era una maniera di ribigliarmi una certa parte della mia storia che diedino questa così, e dunque io da un francese a un corso, due trovo piacere oggi di una traduzione appunto, perché di una maniera di passare bene da una lingua all'altra, da un codice all'altro, con lo stesso piacere. È complessa la questione, cioè io rifletto ben intesa assai, perché chi ciò che dice sono a pratica la lingua corsa subito a gioco, si completava con letture iente, per esempio negli anni 70, un uomo come Natale Rocchiccioli, che scriveva Vaule, era un vero fenomeno di letteratura che per via egoisco entra in ogni casa. Ognuno aveva i dischi di Natale Rocchiccioli, ognuno lo sentiva, ognuno sapeva alla mente e Vaule e Rocchiccioli. Le Vaule e so struvette come le veggiano in politica e donne, assai popolarità. Dunque, per rispondere esattamente alla questione, si può dire che Rocchiccioli è un tradizionale, ma mica solo. È diciamo tradizionale, ma è diciamo qualcosa altro. Una favola, c'est La Fontaine. La Fontaine non è mica esattamente un tradizionale, anche se è un classico della letteratura francese. Questo è un elemento. Altro elemento, cerco a listinare qualche elemento importante così. È bene che, e soprattutto con la canzone che sia la canzone politica o la canzone tradizionale, queste erano sempre presenti nei paesi. La canzone, mi ricordo, la creazione spontanea, non le elezioni, o allora non idoli, perché il ruolo del paese è uno importante, la gente che sapevano alla mente un po' di oggi, di ballate, Alicia Ninche, e ce ne sono un po' che sono diventate classiche, questa l'ho avuta subito come esperienza. E poi, terzo elemento, di la canzone. Mi trovo a sul momento degli anni 70, a fine degli anni 70, a Parigi, dove gira allo stesso tempo una visione militante di Corsica con la Casa del Popolo Corso, dove era un abituato di più fedeli, e a canzone con Tony Giosi, appunto, perché Tony Giosi è più vecchio che me, non è 10 anni di più, ma ha fatto in lui questa esperienza di scoperta di letteratura corsa scritta, il famoso muso un po', non ha messo un po' che a scoprire allo stesso tempo e a viaggiare giusto appunto a leggerla, a dirla, a contarla, eccetera, a cantarla in noi. Dunque io in sono entrato sul movimento così, e così che io compro tutti i libri corsi che escono dando, e a libreria Boli di Boulevard Montparnasse è stato un luogo prediletto di costruire la letteratura corsa, perché a tutti i libri facevano le gabbie, i libri vecchi, eccetera, e io compravo tutto, e così che ho scoperto la letteratura corsa piano piano, studiandola, e apprezzandola nel libro, e allo stesso tempo non era mica solo, perché eravamo i pochi così, e questi di che si è creato il giro, con Domenico Antonio Ceroni, Renato Gotti, eccetera, e questa libreria in Montparnasse, quanto a Casa del Corso di Silimonino, era un luogo appunto di scontro. Mi ricordo averci visto Angelo Rinaldi, per esempio, mica a Gaza, ma a Montparnasse veniva spesso, e quando si vedeva abbiamo soltanto in questa libreria qualche scontro di atti da fare così, lui veniva sempre e parlava a corso, Angelo, che lei l'ha conosciuto di Geo, che
esattamente a metà, dunque discutavamo sempre in corso. Venivano Ionesco, che stavano loro, che compravano il giornale a mano, le ultime in Zuccado. Vedete, era un luogo veramente di scontro di quartiere ladino, si può dire, Montparnasse, un quartiere importante in Parigi, e Ugosso Busti erano numerosi, Ugosso Gida, ma una decina, una quindicina di quelli che sono conosciuti oggi e che venivano Busti e che hanno fatto la nostra formazione generale, abbiamo fatto insieme, se vuole. Allora, mi scordo mica la questione che è stata posta. Per me si può dire, se voglio semplificare, che la scoperta della letteratura scritta, corsa, che ce la riconosce tanto, era classica, si può dire al 90%, poi di qualche uno, ma si è studiato dopo, o più corrispondeva affatto a ciò che abbiamo tutti in capo, la canzone, una specie di ritmo, la sestina autunnaria, eccetera, che era un nostro lisandrino a noi, si può dire, e di questi che veramente mise passo che una maniera forse di trovare un equilibrio tra la formazione e l'acquisti era la canzone. E così che mi sono lanciato una canzone, subito perché mi si pare che la canzone era una maniera, allo stesso tempo, di contribuire alla cultura che abbiamo tutti in noi, in più con un certo engagement, visto che erano le che dando di scoprire la cultura corsa militante in una certa maniera, anni 70, ci scordiamo 75 lire, anche così, hai scritto affari in tanta lire, l'epica subito. Dunque, dal suo punto di vista mi pare che la canzone può essere un veicolo, una specie di basso possibile tra il suo tradizionale e qualcosa di nuovo. Se vista così che non t'amusa un po' più, diceva, ci sono stati certi elementi più tradizionali, certi elementi più moderni, cominciano a fare giusto appunto più a coscienza che la poesia era in un straffare. E tutti questi gusti che erano, un po' che erano insegnanti, dunque le letture erano letture in francese di poesia europea che si faceva dando e penso che li sono influenzati sicuramente a fare questi. Per noi non è mica stata così semplice. Al principio le prime poesie che mi davano in rigiro, la hanno rimercate gente come Fernando Ettori o Pasquale Marchetti, e lì erano sensibili a fare questi e capivano che si poteva passare a una certa forma di poesia un po' più moderna, se vuole, certi dicono ermetica, ma entriamo così in un campo di riflessione poetica puro. Penso che la questione della poesia pura, diciamo pura, per semplificare, faccia un pubblico oggi che risento no, e quella è la canzone esattamente. La canzone a corsa ha avuto lo stesso lavoro a fare e la canzone a corsa piano piano, ma piano piano, più piano che la poesia forse, ma ci unghia quantunque, ha il suo problema così. Quelli che sentono una canzone tradizionale hanno sempre un piacere, che sì che poesia, che sì che c'è, a maniera di cantare tradizionale. Non ci dirà mica cantatori o musicanti oggi, per non mica dispiace a niente, ma hanno il suo problema questi. Non sanno mica se vogliono rinnovare, allora rinnovano con la musica, dicono la musica sì, la musica ci undiamo con la musica, ma la musica è no. La musica che la sia in cantata, che la sia interpretata, che sia qualcosa di parole dentro. E non viene mica là, perché se li sono troppo moderni, a gente non li piace mica, se sono troppo classici, a una parte non vogliono mica, vedi i giovani oggi che hanno una musica moderna, dicono ma canzone cosa non corrisponde mica. E un po' che cantava i corsi, cercano di questa modernità così. Certi avvacino, penso che Patrizia Gattagera è uno di quelli che cominciano di più a modernizzare, ma il buon senso di modernizzare. Io non confondo mica il modernismo e la modernità. Dico sempre una specie di differenziazione che faccio alle parole, il modernismo è l'eccesso della modernità. La modernità cioè siamo moderni. Anche così Mechonic, ma dico Mechonic, che mi era scritto in poesia con lui al principio, era andato in casa di lui, e mi ha detto, se la poesia
c'est un trou et tu mets quelque chose autour. C'était pas bête, parce che è così che la si passa, molto meccionico, è uno dei grandi che hanno riveduto da sai. E Luigi a questo punto, ma perché si è rimesso a studiare i testi antichi, allora che era modernissimo, che l'ha poi fatto a sé poesia, e diceva, ma cioè, si può dire per la poesia, ce che lo si dice per la musica. Il n'y a pas d'ancienne ou moderne, de musique archaïque ou de musique moderne. E lui dice, il n'y a pas de modernité, dice sempre. Una volta io a Toulouse, un altro pubblico mi ha detto, tu parli di modernità, il n'y a pas de modernité, tutto il mondo è moderno. Di una certa maniera ha ragione. La musica, poi trovo una musica arcaica, bellissima e modernissima a tempo, e poi trovo una musica modernissima, mica moderna, in fin di conto. Il y a une bonne musique, il n'y a pas la grande musique, et la musique, c'est aussi une manière de répondre a ciò che tu dici innanzi alla canzone. Io penso che la canzone è un'arte. Allora, ben intesa di un'arte boera oggi, un'arte chiuga, appetta a musica o a poesia, ma è un'arte che comincia a pigliare i suoi anni e la sua esperienza propria, che penso che faccia progredire in noi e la lingua e la questione della lingua, in un popolo e in la maniera che concepisce la lingua. E dunque penso che io, so esperienza che ho fatto questa, 200 canzoni registrate, qualcosa così, sono qui più, tutte registrate. Allora, ben inteso sono mica tutte riuscite, forse quelle che riescono più sono quelle che sono più classiche, se vuole, ma mica era, forse, perché anche certe canzoni, io cerco di fare sempre esperienze nuove. Una canzone che si chiama Mareni, che è stata una delle grandi classiche di Movrini, è una canzone originale della struttura, rima gli stessi, eccetera, eccetera, e ne ho fatto altre. Bon. Penso che la canzone è un campo di sperimentazione che non si è mica abbastanza fatto che si è, che è nella poesia. Un po' di baruglieri ci sono, e ce ne sono un po' buonissimi, ma io cerco di esperienza. Un po' di gruppi giovani mi mandano, io cerco a spiegarli, da capisci non mica tutti, perché c'è una formazione, e sono mica tutti formati a esutilità della lingua, a fare così. Ma alla fine, bon, penso che quanto vale a bene di essere campato in questa esperienza. Sono tranquillo da questo punto di vista, perché io mi sento allo stesso tempo, quando sono in un paese, e con i mogliassi paesani solo, quando dura, conosco ogni bedro, ogni fiume, ogni castagno, mi sento veramente, mi sento un pastore, okay? Per me non c'è mai stato pastore, comunque è una questione di maridarsi con la natura. E allo stesso tempo, quando sono a Parigi, non ero più parigino, cioè di passato 20 anni, mi sento un demedino, sono allo stesso tempo un uomo, e mi sento anche benissimo, ho frequentato un po' di stabilimenti importanti, so bene in ogni campo. E lei dice, ma quale sei tu? Tu sei un paesano. Io, è vero, sono un paesano, non ricuso manco appena, ma sono un cittadino, e sono un cittadino, non mi posso mica passare dalla città. Sono tutte le mani per più un caffè, in un caffè differente. Tutte le mani, quando sono in casa. E quando sono in paese, falgo anche in città, quando c'è mica un paese, il caffè non è mica un caffè stesso, di associabilità che lo parlo guaiante, gli sento parlare, e gli è una nutridura che mi piace in noi. E la canzone fa parte di questa in noi. Ad esempio, quando era professore in Parigi, giocava a ballò. Ad esempio, giocava a ballò da un principio. In Piccardia, giocava dai veterani des Anlis, da tutto. L'Unione Gossei di Parigi. Tutte le settimane facevano, chi ci droghi, mi piace a misurare fisicamente con una gente, non sono mica di stessa cultura, di stesso livello di riflessione che me, certo anche di più, ma è su un buleggio che mi piace assai. Sono un uomo sociale e allo stesso tempo sono salvatico. Sono sociale e salvatico. E penso che per la poesia e per la canzone si può dire proprio così questa risposta. Di volte sento che tal canzone ha qualcosa che non va mica, quando la sento uomo, perché è un piacere di sentire questa canzone cantare, quando è riesciuta. E si può dire che non te la gente ce n'è più che mi piacciono mica che mi piacciono. No?
ed è oltre anche le canzoni che mi piacciono al principio, facevano un scompianto uovo, e de ultimo, poi una vera, quando è messa una bella musica, una bella oggi, una bella interpretazione, valorizza una canzone, tanto che la canzone diventa un vero successo. O se no, più, perché che tu cerchi a fare una canzone, non è mica sicuro che sia capita così, né dal pubblico, né dai musicanti, né dai cantatori. Ed è un problema generale della poesia, come diceva Nenzo al principio, ci vorrebbe fare la pedagogia della poesia con il pubblico. E ho scritto questo, scrivere un corso tempi fa, negli anni 60, no, 80, quando avevo negli anni 80, in un congresso che era stato fatto qui, organizzato, e ho scritto che volevo così, la progressione generale dello stato della lingua e della maniera di campare in una società, cioè noi che la hai a paro o al lato con una progressione generale di lettori e di un pubblico che sente, che la sia per la canzone o i lettori per quelli a letteratura scritta. E non è mica sicuro che la massa di lettori fosse allo stesso livello che i progressi che l'ha fatto la letteratura corsa oggi. E questa è tutti i giorni, e è un affare che quando sentono degli intrecci di informatiche oggi, Facebook e altri, sempre la maniera che reagiscono tanto che elementi generali che siano puliti in società, e massimo letteratura, una entrano sempre un'idea di letteratura che è un'idea del secolo passato, e non avanzano mica dal questo punto di vista. Allora, questo è uno dei problemi della poesia in generale e della letteratura corsa in noi. C'è certe affari che sono fatti in letteratura corsa oggi, noi manco io leggerli a dirla franca, a dirla così. Allora, mi sbaglio forse, ci forse qualcosa, ma non c'è sempre per la canzone, per arrivare alla questione della canzone, quanto è la questione numero uno, questa oggi, è che ci sono le canzoni puro classiche, e di una maniera di rispondere a una questione che stai busta. Poi riesce a trovare una forma senso, come diciamo in poesia, non la canzone, anche non un ritmo più classico, se vuoi. E tanto si riesce con tutto, un uomo come Filippini, per esempio, non faccio Filippini, trova certe maniere di dire, certe organizzazioni sintassiche di una canzone, che anche non un scritto che pare più classico, trovano a caccia qualcosa che fa, e penso che in una canzone si può trovare a fare così. Se non riflettete in una varie canzoni, non ho mica esempi da così, ma c'è qualcosa che fa un ritornello o una barulla mica corrente che è messa qui, c'è qualcosa, e così con la canzone marca o non marca mica. E ci sono le canzoni che si sentono così, passano, non si ride in onda, se non ride in onda è che mica una. Mi pare che a Moide è sempre stata fatta così, da un corso francese. Ben intesa, all'università ha progressato assai perché era obbligato a riflettere non ta punti teorici, a lingua, non ta i corsi a fare così, ma un naturale lei è anche non è mica stata per me un grande problema. Da un punto di vista della creazione sì, perché so penso agli quaderni di scritture da un principio, l'aiutano di tutti, c'è un pacchetto così, e dunque guardate, ma mi sono visto, dopo fatto, che certe poesie che ho scritto un corso, lei ha già scritto in francese, udema, mica poesia esatta, ma era fermato, e quando ho scritto un corso, gli stessi se vuole, hai due versioni, che per me mi hanno stonato assai, ma allo stesso tempo rispondeva a ciò che gira non un libro che si chiamava Baratti, non la traduzione. Questa è un'esperienza che ti ho fatto subito così, senza conoscere il perché. L'ho scoperto dopo perché. E quando devo scrivere qualcosa, penso che è sempre una traduzione di qualcosa di profondo, d'antico, dentro il mondo di persona umana, e che le sorte in una lingua o in un'altra è sempre la stessa cosa che sorte. E per me è questa che si passa. Per esempio, io sono ieri, allo stesso tempo, un corso in francese, e quando giuro
un corso o più, ma non francese. È sempre stato una specie di misto così da moida, che fa che per me il francese è stata una formazione professore di francese. Ha fatto a me idea a moida in francese, comunque si può dire. E in più, a conoscenza, studio la lingua francese, no? I provincialismi, per esempio, c'è stato un Piccardia, per esempio, qualche anno, e come li parlavano in francese i Piccardi. E mi imparavo assai, non andavo in corso, e come si può in corso, perché diciamo sempre quelle heure il sera, ou j'appelle à François, quando si parla francese, a mo corso, se vuole. E beh, i Piccardi sono di stessa maniera, il crie après un tel, ou il a une tache après son pantalon. Ma io naturalmente, disons de trop, et mai trop. Oh, je travaille de trop. Ça fait que, on si dit, lo chiamano un petit, un en Picardie. On dice ormai è un petit, ni un gosse, c'è un ciò. Fare così. Questi mi hanno imparato assai in il funzionamento della lingua. Comunque, allo stesso tempo, io traducevo sempre a mio corso di questione così. Mi ha fatto bene una specie di stanza allo stesso tempo in questa questione e di sapere, un sapere autodidattico, se vuole, ma interessantissimo perché mi ha aiutato assai dopo. L'antologia di poema corsi che ti hai presentato ogni tanto qui al pubblico, versi corsi in portoghese, noi abbiamo lavorato assai con quella che si è occupata della coordinazione, Rosalisa Branco, abbiamo lavorato tutti quelli che erano ritenuti dentro qui, questa questione che passa bene da una lingua all'altra. E qui è interessante vedere a questo punto come la traduzione portoghese, ribruge, ribiglia, un poema corso. Ma non è stata possibile questa, è sempre così in traduzione, che siamo una lingua media che permette a questo punto di misurare o le similitudini o le differenze da un codice all'altro. E questa, per l'intelligenza, è un affare magnifico, per l'intelligenza di lingue, l'intelligibilità di lingue, come può funzionare. E qui ce n'è una che si chiama Baida. Baida non è mica veramente per me un verbo campargo che adobro dicerebbe piuttosto sorvegliare o fidiare o fare così, ma i cavalli da Maida in Corsica Sottana sono assai, c'est ghetté, ho fatto i sorvegliati di spiare in una certa maniera, io ho chiamato così. Allora, il poema corso dice Baida all'onganda ao gallaggio udioso, o giù chi timme una barulla che culmerà di colpo sa sbaffatura tra belle e gose e a sogarne stracciata, da goge, con di udule, la fasia testarda di giorni. L'ho scelto perché diede di noi una maniera di costruire la poesia. È un problema, la poesia non si costruisce sempre una specie di travaglio, ma si cerca sempre che la corrispondi veramente a un questionamento interno importante per sé. E qui mi pare, non la parola, che la sia una di quelle che corrispondono più a ciò che cerco. In francese deriva guetter, dunque, o titolo, guetter longtemps au tourniquet du parc, le cliquetis d'un mot qui comblera d'un coup cette béance entre la peau des choses et leur chair déchirée, pour suturer d'un dire utile l'aphasie entêtante des jours. In francese, noi teniamo golpe, ma un teniamo golpe che per questo appunto il lavoro di riflessione non sta a maniera che lo si sceglie. Quando dico un gallaggio odioso, bon, è veramente corso, c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on voit comment il fonctionne, come lo si apre, si chiude, come l'è fatto, eccetera. L'hanno fatto non so quanti gallagli, come le menzione. Ma se vuoi dire, come vuoi dire, la barrière, c'est pas la barrière, c'est pas exactement la barrière, c'est quelque chose qui tourne comme ça, le tourniquet. Alors évidemment, dans le dictionnaire, si vous prenez callaggio, vous n'avez pas tourniquet. Donc, la question de la langue n'est pas une question de dictionnaire. Questa è la bella.
quando gli parlano così, come si dice? Non è mica questo il problema, vogliamo dire come lui, e come hai o come tu hai tu. Penso che, allora, ci cerca sempre, perché la poesia è allo stesso tempo una questione di lavoro intimo, ma non seria nulla, o allora chi si dà per sé e basta, seria nulla se non ci fosse no, o basso, o basseggio, cioè un pubblico. La poesia, cioè che la sia allo stesso tempo riesciuta per se stessi, ma che la sia riesciuta non per quelli che la sentono. E questo è un problema difficile da risolvere, perché c'è parecchi affari da controllare questi. Per intesa, chi le clapotti, come dico, le cliquetis, le clapotis, perché a mare, mi piace assai questa parola, le clapotis. Le cliquetis, è vero, gli apparecchi moderni che abbiamo, si sente sempre un ordinatore, qualcosa di meccanico così. E è vero che quando uno cerca una parola, si può cercare un dizionario, si può cercare soprattutto un'esperienza. E mi pare che cliquetis corrisponde meglio a giucchettine, o giucchitteia. Giucchitteia è una campana che tiene qualcosa di metallico che toppa contro un legno, fare così. E mi pare che lo corrispondeva a usando la parola che mi cerca. Perché ciò che mi cerca in poesia è allo stesso tempo un senso, ma non usano. E ciò che mi marita io è sempre un gioco sottile, interessantissimo. Da questo punto di vista a me mi pare, per questo che dico la poesia è sempre più belle cose per me, perché mi pare che è così che la lingua gioca la sua funzione maggiore, la più grande, sino alla vasia. La vasia e parole, le parole vanno verso la mudesca. Quando una parola può essere qualcosa, una specie di scoperta, se vuole, allo stesso tempo di un senso e di una forma senso, come dicono i critici di poesia, oggi parlano assai a forma senso. Vuol dire che allo stesso tempo corrisponde a un ritmo, corrisponde a un senso, corrisponde a una forma, a qualcosa di profondo, di psicologico, di mentale, di sentimentale. E tutti questi elementi così giocano forse non a quello che riflette, a quello che piglia. Ed è vero che quantunque, e rivengo sempre a una questione che ti hai posto, che è una questione fondamentale, è quella di un letto ermedissimo della poesia. Quando ho cominciato a fare il giro, ricordi che la gente dice questo non si può leggere, questo non è mica corso, è corso non capiamo mica, e dicono sempre ancora, è nata quelli che parlano oltre alla radio, a delle eccetera. E mi ricordo che c'è stato un articolo Ettori, Fernando Ettori, ti petto, che ha detto, ma non è mica ermedismo, di qua a ricerca della lingua, non è mica ermedismo, l'ermedismo vuole inonda, e perché se quando mi presenta una poesia detta moderna, oggi ci sono chi critici che facciano una differenza da un classico a un moderno così, e dicono, ma un moderno è ciò che impiega di una maniera differente ciò che è fatto in Ava. E anche così differente non è mica a un livello di ciò che li buono capire che l'altro. È sempre stato un problema per la poesia, questo. I più grandi che hanno riflettuto, Mallarmé, oppure Barthes, gente che hanno riflettuto tante questioni così, e dicono sempre, ci vorrebbe allo stesso tempo che si forma, o poeta che si forma è lo stesso, la sua riflessione non pianta mai, né notte né giorno, ma quello è un pubblico non è mica lo stesso, c'è sempre un scarto miracoloso, un pubblico non è mica accurrente di fare così, allora l'idiota a questo punto ci vorrebbe formarlo in noi. Dalla visione stessa della poesia, il paradosso è un elemento capitale, paradosso, perché chi un po' di critici hanno parlato della poesia, dicono a voce unica di poeta, unica da un individuo, non è mai unica tutto affatto perché è sempre nutrita da un insieme di letture, di poesia e di riflessione su ciò che si passa, ma se oggi questa unica, anche ermetica, anche difficile da capire, è unica ed è personale e si scrive sempre non un fondo di rigore
che dia o ghiacciarime di a vita, ghiacciarime a vita. Non so cosa dice, Marigot de qui pouvait dire. Le problème, c'est que les gens, les poètes, quand ils vont acheter leur pain à la boulangerie ou quelque chose à l'épicerie, ils utilisent la même langue que celle qu'ils utilisent forcément dans le... Alors, cercano sempre un nesemica, perché la lingua è una lingua di tutti, ma se tu dici l'affare di tutti e della stessa maniera, è qualcosa non va, non è più poesia. La poesia è giusto appunto questa specie di ricerca che fa che si scrive anche di una maniera incapiscidoia subito, non sta su sussurro di un mondo che è la lingua di tutti. E allo stesso tempo la lingua di tutti è quella sua personale. Il problema della poesia è questo, è sempre difficilissima a farla capire questa, perché dicono io non comprendo pas, non capisce mica. Se non capisce mica cosa resta? Una poesia non è mai un affare così da spiegare, e perché sa che hai fatto un'attesa di Darso Giu, che dopo è stata scritta ribiata con Lobreau, Michel Lobreau, che è un professore assai importante in scienze dell'educazione, e che mi ha ribiato questo da un punto di vista delle scienze dell'educazione. Diciamo che, in fin di conto, la poesia giude sempre a spiegare, perché sa che il titolo vero in pedagogia della poesia si giustifica. Oggi si capisce meglio, ma un metodo era veramente una questione che si punia e sicuramente dicevano come si può pedagogizzare la poesia. E questo è il problema, la poesia giude che la sia spiegata, mica spiegata usando sui professori come abbiamo noi, il vero, la ritmica, l'organizzazione, la prosodia, eccetera. Mica solo questa, di avere chi è interesse della poesia, chi è a chi giova o con giova, di questa specie di ciò che pare paradosso utilizzato, perché chi scrive la poesia allora andiamo una legge, cioè, così, siamo sempre in un secolo, siamo gente che riflettiamo sempre nella visione, ma è la riflessione unica e più importante che ci sia nella lingua questa questione. Mi ricordo che tanti tempi fa l'amico Filippo Gardi ha scritto una specie di scritto zergoso, non un burismo di piccole regioni, quello che dice in Occitania, per esempio, si trova anche più che qui, io di Languedoc, diciamo così e inizia a strumento. È sempre stata questa, in Corsica si parla che di questa. Ma noi, io penso che quelli che hanno la capacità di fare questa scelta, i bar che vai da, è meglio che anche se non è mica capito dalla Liciani, non faccio nulla. Ciò che è importante è che era di scelto così. Si face, penso che si è scelta così, si è scelta tai a sede, quando dico un nome che lo disegna assai in Corsica Suttana e poco in Corsica Subrana. Mi piace perché mi pare che lo rispondi più a ciò che risento di la lingua. E dunque penso che, ben intesa che ciò che lo bassi, ma ricordo che quando scrivo una canzone per i sordienti, metti i onni e mica e onne, e perché no? Che corrisponde più alla sua maniera isente, sono quelli che l'hanno portato in un pubblico, quando lo portano in un pubblico, sono quelli usanti in quelli no. Dunque tutto questo lavoro di basse bani, d'occhietta, di cercare a fondo di cercare una strada, di conto che sia una strada fattiva, una strada che dia qualcosa e che porti a fondo l'insieme di aggregazione culturale, che la sia letteraria, poetica, linguistica, musicale, come vuole. Siamo tutti attaccati a questo elemento così, a questo cantiere così, che è un cantiere miracoloso. Ma io ho sempre detto che, ho pensato e faccio, mi pare, che tutte queste questioni si possono regolare con intelligenza, con una riflessione intelligente. Non è mica un slogan, non è mica dire io sono così, io sono un regionalista, io sono... Non è mica questa la questione è di intelligenza, la maniera di trattare ogni questione, che sia una questione di militanza politica o culturale, o letteraria, o poetica. Mi pare che tutte queste questioni
si meritano di essere trattati, di essere vigiati, di essere calcolati, di essere specificati, e dunque non c'è si non nulla. Io non so mica che ciò non sta nessuna cosa. Al contrario, io approvo, misura, io la nuance, devo dire, la spiegazione, o dettaglio, mi piace assai piuttosto che la semplificazione. Siamo tutti portati a semplificare, a rispondere più semplice perché mi capisca. Questa è la pedagogia, una specie di didattica che i professori le hanno sempre questa cosa, cercare di spiegare. Quando mi spiega, allo stesso tempo si fa più capisci di ciò che mi dice, ma allo stesso tempo si sguazzano i pochi elementi che sono importantissimi e che non si bonui perché sono più difficili a dire, a far capire, eccetera, eccetera, e si sguazza tutto l'elemento di un risalto di ogni attitudine, di riflessione, di elementi di scrittura. E penso che di una maniera risponde in noi a questione l'opposizione, i paradossi di una poche di posture che abbiamo sempre pigliate e che si continua a pigliare. Ma boh, siamo uomini con tutte le purezze che lo giuro.